Andiamo nel vicino Veneto, troviamo Rosario Padovano assieme a Lauro Nicodemo, Italia dei Valori Veneto Orientale. Linea audio al Veneto, grazie. Grazie, prendiamo la linea dal Veneto. Abbiamo invitato Lauro Nicodemo, esponente dell'Italia dei Valori, per parlare di Statuto Veneto. Zai ha proposto lo Statuto alla catalana, cosiddetto alla catalana, con larghe maglie di autonomia. Le volevo chiedere se questa può essere la soluzione giusta per il Veneto. Io credo che dobbiamo in qualche modo distinguere due concetti fondamentali. Il Veneto ha una collocazione geografica abbastanza particolare e al confine con delle regioni a statuto speciale e quindi ha bisogno di avere una differenziazione rispetto alle aree centrali. Il primo dato che questo fa emergere è che dobbiamo essere molto accorti quando facciamo lo statuto, soprattutto nelle aree come quelle del Portoguarese che confinano con una regione a statuto speciale. Il Portoguarese ha assolutamente bisogno di essere equiparato ai primi dati che emergono dalle bozze che sono state presentate alla provincia di Belluno e al Polesine. Diversamente il Portoguarese corre il rischio di essere nuovamente emarginato per altri 50 anni rispetto a quelle che vengono chiamate le funzioni urbane superiori e quindi i dati economici di quello che viene chiamata l'economia fondamentale. Nicodemo, ci rimangono ancora 40 secondi, lo dico anche per la regia giustamente. Io le volevo chiedere però se da questo statuto il Veneto può uscire penalizzato, cioè il Veneto orientale uscirà penalizzato, perché insomma par di capire che forse pensano di più, io l'ho detto anche in televisione l'altro giorno, pensano di più al bellunese, ad altre specificità, ma non tanto al Veneto orientale, sbaglio? Sì, ecco, e questo è secondo me il dato negativo, perché non dobbiamo e non possono dimenticare che all'interno di quest'area c'è una minoranza linguistica, etnico-linguistica molto importante, che è quella friulana, che questo dovrebbe fare un valore aggiunto. Invece da quello che emerge mi sembra che tutto sia un attimino confuso, quantomeno non visto con i dovuti criteri. Benissimo, ringraziamo dunque Lauro Nicodemo, la linea alla redazione centrale.